Si intitola Come affrontare il futuro, l'incontro organizzato questa mattina a Borore da Coldiretti Sardegna per discutere le disposizioni previste dalla PAC, le politiche agricole regionali e comunitarie della Sardegna. Un tavolo allargato che ha visto la presenza dei dirigenti Coldiretti e i rappresentanti dei consorzi regionali per discutere sul futuro del comparto in Sardegna, con l'obiettivo di ottenere una sempre maggiore dignità del lavoro per l'intera filiera. Punto fermo del vertice la necessità di far ripartire l'economia riprendendo la produzione ai livelli pre-pandemia e istituendo un'economia circolare in modo che gli introiti prodotti restino in Sardegna e la constatazione che il futuro dell'agricoltura deve ripartire dalla gestione dell'acqua. Il futuro dell'agricoltura in Sardegna dipende molto dall'acqua. Oggi l'80% del cibo è irriguo e quindi l'agricoltura intensiva deve giocare un ruolo importante nell'agricoltura sarda, ma tutta l'agricoltura dipende dalla possibilità che si ha di utilizzare questo bene primario che appunto è l'acqua in tutta la Sardegna. Anzi, stiamo cercando attraverso progetti, attraverso innovazione di estendere anche l'irrigazione laddove non c'è, perché i cambiamenti climatici purtroppo impongono che senza l'acqua non si può fare agricoltura. Riguardo al cibo prodotto in laboratorio come la carne sintetica, sulla cui produzione pochi giorni fa l'Unione Europea si è detta possibilista, la posizione di Coldiretti Sardegna è chiara: no all'autorizzazione anche nell'isola. Qualcosa che non condividiamo assolutamente. Abbiamo raccolto in pochissimi giorni e presentato una petizione al Ministero affinché non vengano autorizzati anche in Sardegna. Vi è una lobby che va costruita di agricoltori e allevatori che deve contrastare un modello di sviluppo che non ci piace assolutamente. Noi vogliamo riprendere a coltivare e valorizzare le nostre eccellenze.